Ma il tema del campo è meno muri e più ponti. È un invito a riscoprire le relazioni come esperienza quotidiana di vita. Abbiamo già affrontato il ponte verso se stessi, l'entrare in noi, il conoscerci nei difetti come nei pregi, la relazione, il ponte verso gli altri. E quindi qui al campo ci sono tante esperienze che consentono l'incontro, no? Anche il servizio, la cura del gioco, ecco, i piccoli momenti di preghiera, ecco, tutto ci aiuta a relazionarci con gli altri. Costruire ponti vuol dire che bisogna essere amici fra di noi, bisogna cercare di creare nuove relazioni, nuovi rapporti di amicizia fra chi non conosci e cose simili, tipo con chi non conosci che ti ritrovi al campo, che ti può suscitare, diciamo, felicità. Tu devi andare lì, cercare di iniziarle a parlare, a costruirci un rapporto sopra e piano piano ci diventi più amica. Infatti noi due non ci conoscevamo e ci siamo viste al campo e siamo diventate molto amiche. Per me significa stare con gli altri e imparare a giocare, divertirsi con gli altri e stare anche con persone che magari non ti fanno piacere. Uno slogan per coltivare quelle che sono un po' le relazioni tra i ragazzi, ma anche tra animatori e ragazzi. E abbiamo diviso questo tema, questo slogan in giorni, costruire ponti con se stessi, con Dio e con gli altri e con il creato. E appunto proprio perché in questo ultimo periodo si sta molto affrontando il tema anche dell'inquinamento e quindi è importante anche custodire quello che è il creato, che è comunque un dono di Dio, e ai campi è importante anche coltivare questo pensiero. Fare nuove amicizie, diventare felici, credere in noi stessi, stare insieme, fare i ponti insieme a Dio. Oggi è un po' la giornata in cui riscopriamo il ponte con Dio, la relazione con Lui, e quindi un po' l'esperienza quotidiana della preghiera ci aiuta in questo, come del resto oggi la celebrazione del sacramento della riconciliazione. Per me è costruire ponti con gli altri, anche solidificarli e diventare anche più amici. E anche fare ponti con Dio e magari anche parlargli con la preghiera. Oppure fare ponti come creato, come ha detto l'animatore, fare ponti con se stessi e ricordare i propri pregi, ma sapere anche i propri peccati. E domani ci sarà un'altra gita e durante la gita l'invito a costruire un ponte con il creato, quindi a riscoprire un po' questo dono che Dio ci ha fatto, e in particolare daremo una consegna a tutti, a ciascuno di noi, ai ragazzi in primis, quello di raccogliere tutta la plastica, ecco, che troveremo purtroppo lungo il percorso, ma anche questo è un modo per educarci veramente a non alzare un muro tra noi e il creato, ma a custodirlo proprio con la salvaguardia. Vabbè, si fa colazione, poi ci sono dei turni, si fanno dei turni in cui c'è la polizia, l'ordine delle camere, fare i giochi e la liturgia. Poi di solito facciamo dei giochi, facciamo la preghiera della mattina e poi facciamo pranzo. Andiamo fuori. Tipo ieri siamo andati a fare una gita sul Monte Bue
e Maggiorasca. E tipo oggi, adesso dopo pranzo, siamo andati a giocare al campo. Il rapporto con gli animatori è molto bello perché sono molto disponibili, e hanno tanta pazienza e ci accontentano sempre. E i giochi che organizzano sono molto divertenti e anche le gite sono molto belle, e soprattutto se uno è in difficoltà durante la gita lo aspettano e stanno dietro con molta pazienza. Cioè, mi sono trovata benissimo perché secondo me i ruoli che hanno gli animatori sono importantissimi e soprattutto sanno crescere i bambini e educarli nel modo più divertente. Per me è la prima volta che vengo e come prima volta è molto divertente starci, perché fai nuovi amici e ti diverti con loro. È la prima volta che vengo e sono venuta con la Sara, che mi ha spinta a venire siccome lei non era la prima volta, e sono rimasta, cioè mi aspettavo l'accoglienza che ci hanno dato, il posto, però sono rimasta stupita dagli animatori, dal tipo di famiglia che si è creato, perché sono tutti disponibili. Ho spiegato inizialmente le attività che avevo fatto in passato e comunque il posto era molto bello e anche proprio l'amicizia che si creava, e allora ho deciso di proporglielo e lei ha accettato perché era la sua prima esperienza anche fuori da casa per un po' di giorni. Facilissimo no, perché comunque ci sono degli amici nuovi che non hai mai visto prima, che potrebbero avere anche un caratterazzo, però anche giocando insieme si conosce di più, quindi si fa gioco di squadra e si accettano tutti i difetti delle altre persone. È bello, ti diverti con i tuoi amici, poi fai la messa, giochi a Lanciarossa e fai tante amicizie. Ieri, quando eravamo andati sul monte più alto della Liguria, che c'era una discesa molto difficile ed è stato molto bello anche che ci siamo aiutati uno con l'altro con anche degli amici che non conoscevo molto bene. Io ho deciso di venire al campo perché mi diverto sempre ogni anno, poi ci sono le mie amiche che forse nelle giornate, cioè nella vita quotidiana fuori dal campo non le vedo tanto, quando invece al campo si sono più vicina e poi è bello stare insieme. Soprattutto l'aprirsi agli altri, quello è fondamentale. L'impegno, la cosa fondamentale, l'impegno soprattutto, ma anche l'ascolto per aprirsi, perché ovviamente se non si ascolta non c'è la partecipazione di entrambe le persone che cercano di creare un ponte con gli altri. Mi è piaciuto molto anche riflettere sui rapporti che si possono creare, andare oltre i difetti, perché c'è sempre qualcuno, dei compagni o anche dei più grandi, che magari non vuoi tanto, non ti sta simpaticissimo, ma è stato bello capire che costruire rapporti, andare oltre i difetti, guardare le cose belle alla fine ti fa stare bene con tutti, sia con i nostri coetanei che con i più grandi. Poi costruire ponti verso se stessi per conoscersi meglio anche in esperienze nuove che possono aiutare a crescere. È importante capire, soprattutto i ragazzi devono capirlo, che insieme si può fare qualcosa, si può costruire qualcosa, si possono risolvere molti problemi che sono molto attuali,
e lo si fa tramite le relazioni tutti insieme, e quindi è un percorso che è da fare insieme. Allora, in pratica ci hanno proprio spiegato il fatto che molte persone al campo non sono potute venire, essendo che poi i posti non sono neanche troppi, però questo C'è Posto non riguarda solo qua la vita dentro il campo, ma anche la vita di tutti i giorni, proprio domandare se c'è posto per noi. C'è posto? Il titolo è una domanda, perché il campo, il campeggio che si fa formativo con i ragazzi è sempre partire più da una provocazione, da una domanda che mette in cammino, più che già qualcosa già di scritto, già di stabilito. E il C'è Posto inizialmente poi è stato così preso un po' in modo diciamo semplice, come dire c'è posto a Montemogio, perché in effetti i ragazzi sono tanti, anzi abbiamo dovuto dire a qualcuno non c'è posto, ecco perché non ci stiamo, ecco siamo quasi in centinaio e quindi non c'era posto. E a volte noi siamo un po' come i bambini piccoli nella vita, chiediamo attraverso quell'urlo anche della notte di un bambino di dire qualcuno mi sorregge, mi dice che c'è posto per me, il mondo è per me, mi dà posto anche per me, io esisto. E siamo tutti un po' infantili. Per me significa che dappertutto puoi trovare un posto, anche qua in campeggio, anche se i posti sono limitati, se lo vuoi davvero lo trovi un posto e puoi trovare dappertutto un posto. Non è solo chiedere un posto per noi, un posto al campeggio, ma è capire se la vita lentamente può entrare, può trovare posto dentro il nostro cuore e non limitarci al nostro piccolo perimetro, quell'io un po' ingombrante qualche volta, che bisogni, necessità, il mio benessere, il mio star bene, che a volte non lascia posto a desideri grandi. C'è posto potrebbe proprio essere il fatto di stringere anche amicizie con gli altri, che spesso possiamo dire che ecco abbiamo difficoltà perché abbiamo paura di non essere magari accettati, e invece non è così, bisogna sempre cercare appunto di trovare un posto per noi. Se dovessi consigliare a un tuo amico che non è mai venuto a un campo di venire a un campo, cosa gli racconteresti per convincerlo? Che anche gli animatori sono gentili e che ti troveresti molto bene, perché anche se non conosci tanta gente comunque ti fai delle amicizie subito perché sono molto simpatici. Anche alcuni della mia stanza non li conoscevo, infatti mi sono trovato molto bene il primo giorno. Con i ragazzi cerchiamo ovviamente di vivere tutti assieme e di stare bene tutti, e cerchiamo di fargli capire che noi non siamo qua per caso, ma siamo qua per fare di vivere delle giornate belle assieme e di condividere i giochi e le attività che facciamo in modo che a loro e a noi resti qualcosa, perché noi siamo qua per organizzargli il campo e per farli stare bene, però sia noi che loro vorremmo che poi abbia un fine. Allora, magari alcune volte possono essere scontrosi, soprattutto nelle gite quando vai piano e ti urlano dietro, però poi per il resto ci sono sempre, tipo per un momento no, per quando ti fai male ci sono sempre lì ad aiutarti. E secondo me ci vuole tanta pazienza, perché con certi ragazzi, ogni ragazzo ha la sua personalità, però ci sono molti ragazzi che sono veramente tremendi, che magari anche mentre il prete parla loro si mettono a
a fare baccano, ad esempio questi. E sicuramente che ho imparato dai ragazzi la bontà, sicuramente, perché ognuno è fatto a suo modo e ogni ragazzo ti dà tanto e ogni ragazzo va saputo prendere a suo modo e ti lasciano tutti qualcosa che è speciale, e quindi a me mi hanno dato tanta bontà. Ci possono essere delle cose in cui vanno male, in certi momenti in cui non stai molto bene sia con te stesso o magari con certe persone, però dopo tutto è una settimana in cui proprio ti senti, nel senso ti fa felice stare con tutti, ti devi proprio legare un bel rapporto con tutti, quello che sto cercando di fare, e spero che arriverò a sabato felice. È da quando sono piccola che facevo un campo e ce l'avevano consigliato gli animatori quando era il momento del primo campo, e essendo proprio che tutti anche ne parlavano bene, da quel primo campo poi non riesco proprio più a farne a meno, ecco, è sempre stata una cosa bella venire qua. Ci sono sempre venuta dal primo campeggio in cui era quinta prima media, per il semplice fatto che tutti gli anni, da quando ero piccolina che andavo all'oratorio, c'erano i più grandi che partivano per il campo, e allora ho sempre avuto la voglia di andarci. Il campo è proprio un momento anche di stacco da tutto, perché è diverso da come si sta a casa, fare i lavori tutti insieme, nuove amicizie, è proprio uno stacco da quello che è il normale che si fa tutte l'estate a casa, ecco. Comunque anche a tavola, in gioco, non c'è un momento in cui stai fermo o comunque da solo a non far niente, quindi è proprio una settimana in cui ti senti apprezzato e ti senti parte, nel senso ti senti nell'insieme di tutti. Ieri siamo andati a Borgiona, a questa abbazia dove ci abitava un abate di nome Attilio, dove ci ha spiegato un po' tutta la storia di questa abbazia. Abbiamo camminato 2 ore, è stato molto stancante anche perché il sentiero è stato molto rovinato a causa di molte frane, infatti alcuni sono anche caduti. E a volte poi facciamo i tornei di calcio, maschile, tornei di calcio femminile. Allora, con le foglie abbiamo fatto un lavoretto che dovevamo scrivere su una foglia da che cosa ci nascondevamo. Ad esempio io ho scritto che mi nascondo sul telefono, perché alcune volte scrivo delle cose solo sul telefono e non le dico faccia a faccia. Vogliamo chiedere se noi abbiamo la possibilità di ospitare altro rispetto al nostro piccolo e anche interessante ma modesto io. Se c'è altro, e l'altro è nel Vangelo che abbiamo scelto, il Vangelo di Luca, nell'episodio di Zaccheo, che sale con desiderio sopra questo sicomoro perché vuole vedere Gesù. Lui si accontenterebbe di vedere come tutti noi annusiamo, assaggiamo un po' la vita, la guardiamo dietro le foglie ben protetti, non vogliamo essere feriti da nulla e da nessuno, e questo qui invece ci tira giù dall'albero. E ci tira giù dall'albero chiedendo posto. Hai posto per me? E come? Dio? Ora Dio, posto per Dio, è una parola esorbitante. No, forse è la cosa più vera di me, che il mio cuore non è piccolo, è capace di ospitare qualcosa di impensabile, che può essere veramente il mistero della vita, e il mistero della vita è il mistero a cui banalmente noi diamo il nome di Dio.